Una buona giornata, buongiorno a tutte e a tutti, telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta con la nostra prima edizione in onda fino alle 13:30 per tutti gli aggiornamenti e le notizie provenienti da tutta la nostra regione. Prima edizione che sarà ricca di cronaca, ma iniziamo con, come stiamo iniziando in questi giorni, con la cronaca dalle strade, perché continua la scia dei feriti e dei morti sulle strade della Marca. Siamo a Riese Pio X con il nostro Christian Arboit. Ieri sera intorno alle 20 un incidente, un'auto che sbanda, si schianta e si ribalta. A bordo c'erano 3 giovanissimi, di cui 3 minorenni. Gli aggiornamenti con il nostro Christian Arboit, che vedo già inquadrato. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, ci troviamo in via Schiavonesca alle porte di Riese Pio X, teatro ancora una volta di un incidente gravissimo, di un incidente stradale gravissimo. È una via teatro di numerosi incidenti anche nel passato recente. Cos'è successo ieri sera? Questa Fiat Punto grigio metallizzata si stava dirigendo verso il centro di Riese Pio X. A bordo 4 giovani, un ventenne alla guida, 3 passeggeri, 2 diciassettenni e una ragazza di 16 anni, tutti residenti ad Altivole, quindi procedevano in direzione di Riese Pio X quando la loro auto, questa Fiat grigio metallizzato, è sbandata sostanzialmente, è sbandata sulla destra, vedi i segni sull'asfalto, ed è andata a collidere, a scontrarsi con un palo della luce. Il palo della luce è stato rimosso da pochi minuti, erano qui presenti gli operai del comune. Palo della luce completamente divelto, una lunga carambola, micidiale. L'auto si è ribaltata più volte e ha terminato la sua corsa. Lo potete vedere dove ci sono i segni che adesso Alberto Pivetta vi inquadra. Appunto, sono stati attimi concitatissimi, e a raccontarceli è il signor Giancarlo Ballerin, che è residente qui in zona, che torna sui minuti tragici vissuti ieri sera, drammatici. Ci sono 4 ragazzi feriti, 3 sono fuori pericolo di vita, il conducente di 20 anni che è stato portato all'ospedale di Castelfranco, i 2 minorenni al San Valentino, all'ospedale di Montebelluna, mentre il 17enne più grave è in prognosi riservata al Cafoncello in terapia intensiva cardiologica. Ma sentite le parole del signor Giancarlo. Signor Giancarlo, lei ieri sera dove si trovava e che cosa ha sentito? Una gran botta, si stava cenando, una gran botta molto lunga. Non si riusciva a capire finché non siamo usciti, e poi abbiamo visto il classico incidente. Ma corrono troppo in questa strada, cioè non riescono a far rispettare i limiti. Cioè, qui c'è un limite di 70, tutta linea continua, eppure se voi mettete qua 10 minuti vi rendete conto, ed è sabato oggi, sono tranquilli. Prima di questo grande botto lei ha sentito qualcosa, velocità? No, è partito da in fondo il botto, cioè sentito sto gran fracasso, cosa normale per un incidente, ma non è il primo incidente, questo è il problema. Ne è successo 2 anni fa qua davanti, 8 mesi fa è morta una persona 800 metri più avanti che abitava qua. Il signor Piva. Esatto, cioè. Corrono troppo, no? Ci sono i corrieri dalle 10:15 alle 10:30 ogni mattina, sembra che siano in pista, cioè, mi sembra un po' troppo, cioè anche. Non chiedo di mettere dei dossi, perché magari non possono metterli, ma le forze dell'ordine, magari qualche presenza, i vigili. Può darsi che rallentino un po', perché 70 all'ora posso capire 80, 90, ma no 120. Guarda che corrono. Tornando a ieri sera, ha sentito questo botto, voi siete usciti? Siamo usciti. Cosa avete visto? 2 ragazzi erano già fuori e 2 erano incastrati, chiamato i soccorsi. Abbiamo specificato tutto quanto, che 2 erano fuori, 2 incastrati dentro, e sono arrivati con 2 ambulanze dell'elisoccorso
E dopo il risultato che uno era grave, 2 poco niente, e uno aveva qualche osso rotto. No. Erano coscienti, gridavano? No, neanche, no. Quindi dei 4 ragazzi uno è apparso subito grave? Sì, aveva perso i sensi, no. È andato via qua che non aveva i sensi, no. Per il resto non lo so. Non ho detto qualcosa in particolare? No, io sono preso in mano il telefono, ho chiamato i soccorsi, cioè, non sono stato là a parlare e chiedere, cioè, no. Dopo è intervenuta la vicina che lavora in ospedale, insomma. Quindi è stato lei a chiamare i soccorsi? Un po' tutti, perché poi ho passato il telefono alla vicina che ora gli ha specificato bene le cose che tra di medici sanno, insomma, no. Tutto là. A questo punto che cosa serve? Più autovelox, che cosa serve? Ma gli autovelox non si sa se sono in regola, se non sono in regola, ma se si mettessero anche le forze dell'ordine ogni tanto a fermare, non vedo che sarebbe una cosa sbagliata, cioè no. Però capisco che hanno il suo lavoro da fare, ma non li vedi mai qua. Perlomeno si fermerebbe questo stillicidio. Esatto. Cioè, se lei osserva, questi 2 lampioni qua sono nuovi. 1 anno e mezzo fa li ha buttati giù. Stessa cosa, la macchina è uscita sulla pista ciclabile, è andata bene anche quella volta. Qua adesso un lampione, pista ciclabile ancora, andata bene. La prossima volta va bene ancora o ci scappa un altro morto? Questa è la domanda. Cioè, finora tra parentesi fortunati perché il signor Piva ci ha lasciato, cioè, i suoi figli sono là, lo piangono, 8 mesi fa, no, 10 anni fa, non si è dimenticato niente. Ecco, il signor Giancarlo fa riferimento alla tragedia stradale dove era morto il signor Sergio Piva, 89 anni, era il dicembre scorso, c'era stato questo scontro tra appunto il mezzo di Piva e un camioncino di Amazon. Questa è la casa di Sergio Piva, come vedete c'è un lenzuolo bianco con su scritto "Papà sei sempre con noi". L'incidente appunto costato la vita all'anziano era avvenuto in inverno, poco distante da qui, sempre in via Schiavonesca. Tra l'altro ti ricordo, Edi, che solo inizio settimana sempre qui a Riese Pio X si era registrato l'incidente mortale dove ha perso la vita Orlando Battistutti, il giovane di Breda di Piave, quindi davvero uno stillicidio, cui dobbiamo aggiungere purtroppo un'altra notizia, un altro aggiornamento, perché è morta, non ce l'ha fatta, Gabriella Fagaraz, la donna che si trovava a bordo dell'auto della figlia nel il 29 giugno scorso sul provinciale 49 Opitergina sul territorio di Ormelle. Gabriella Fagaraz è mancata nei giorni scorsi all'ospedale Cafoncello. Si tratta della 22esima vittima dall'inizio dell'anno sulle strade della Marca trevigiana, quindi insomma una settimana davvero critica, con un ragazzo, questo 17enne di Altivole, che sta lottando in terapia intensiva cardiologica al Cafoncello di Treviso. Per il momento da via Schiavonesca, Riese Pio X è tutto, con Alberto Pivetta, e ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Alberto per gli aggiornamenti, le immagini direttamente da via Schiavonesca. Insomma, una strage senza fine. Torneremo anche sugli incidenti delle scorse ore, capiremo insomma che cosa sta accadendo, faremo il riepilogo anche con i dati provinciali che sono arrivati proprio ieri, in cui sembrano in diminuzione gli incidenti ma aumentano invece le morti tra gli under 30. Capiremo meglio nel servizio di Elena Dal Forno più avanti durante la nostra prima edizione, ma diamo subito la linea adesso invece a Valentina Visentin, che è con Federico Cibotto a Curtarolo. Siamo nel Padovano. È stato ripescato questa mattina il cadavere di un uomo nel Brenta. Valentina, sembra un giallo, ci sono degli aggiornamenti? Buongiorno.
Sì, buongiorno. L'avvistamento intorno alle 8 questa mattina lungo le rive del Brenta, nei pressi di un'isoletta, proprio qui dietro il santuario della Madonna della Tessara a Curtarolo. L'allarme è stato dato da 2 pescatori in barca che hanno avvistato il corpo senza vita che riaffiorava dalle acque del fiume. Immediato sul posto l'arrivo delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, anche da Padova, con il gruppo dei sommozzatori che ha lavorato a lungo per portare il corpo senza vita a riva. Era infatti incagliato tra i rami ed è stato recuperato intorno alle 11 di questa mattina. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e per capire cosa possa essere accaduto. Non si esclude nulla, sembra che sul corpo non ci siano segni di violenza, ma ovviamente sarà il medico legale poi a stabilire con maggiore precisione cosa abbia provocato la morte di un uomo sui 30 anni, bianco. Queste le uniche informazioni che abbiamo saputo finora. Non si esclude niente sia dal gesto volontario ma anche dalla tragica fatalità. Nel punto in cui è stato ritrovato infatti c'è un sentiero lungo il Brenta, dove si può accedere all'acqua del fiume attraverso una discesa impervia e tra la vegetazione folta. L'uomo potrebbe essersi avvicinato e essere scivolato, caduto nell'acqua ed è rimasto impigliato. Di quel che è certo è che era lì già da qualche giorno quando è stato avvistato poi questa mattina, quindi potrebbe trattarsi di una fatalità. Al momento sembra non esserci denunce di persone scomparse nel territorio, ma ovviamente le prossime ore saranno cruciali anche per i carabinieri per identificare la persona, perché a quanto pare sembra avesse i documenti. A seguito è stato ritrovato e sequestrato lo zaino che aveva sulle spalle. Maggiori dettagli di questa notizia nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Quel che è certo è che siamo sul fiume Brenta e che ci troviamo poco lontano anche dal luogo della spiaggetta, dove spesso tanti bagnanti pericolosamente entrano in acqua, dove anche l'anno scorso sono morte 2 persone per annegamento e dove spesso intervengono i carabinieri per invitare i bagnanti ad uscire dalle acque del fiume Brenta, ed è proprio poco lontano da dove ci troviamo noi adesso. Ovviamente dicevamo maggiori dettagli poi su questa vicenda nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie a Federico Cibotto. Insomma, lo avete sentito, si continua ad indagare. Intanto sono state tante le forze dell'ordine arrivate sul posto, vigili del fuoco che per le operazioni di recupero hanno impiegato diverso tempo. Il cadavere infatti sembrava essere impigliato tra i rami della vegetazione che si affaccia proprio sul fiume Brenta. E noi dopo questa notizia rimaniamo in zona, siamo nel Vicentino e continuiamo a parlare di cronaca che arriva dalle strade. Un incidente rocambolesco che è avvenuto a Schio per il conducente di un fuoristrada. L'uomo è finito in panne in un bosco e poi caduto in una scarpata è ferito. È ricoverato all'ospedale di Sant'Orso il conducente di un fuoristrada vittima di un incidente nella notte in un bosco impervio a Poleo di Schio. L'uomo alla guida di un fuoristrada verso le 3 era sceso lungo una strada non carrozzabile nei pressi di Contramulini. Rimasto però bloccato nel sentiero, l'uomo era sceso dall'auto per cercare di risolvere la situazione, ma inciampando è scivolato in una scarpata e ruzzolando per alcuni metri è finito in un corso d'acqua. A salvarlo un amico che ha guidato gli uomini del soccorso alpino accorsi in suo aiuto. Il ferito con sospetto trauma cranico e alla spalla è stato immobilizzato e trasportato con la barella per mezzo chilometro fino alla strada dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del SUEM. E ne avevamo parlato prima, il bilancio della provincia di Treviso, un bilancio in chiaroscuro per gli incidenti stradali della Marca. Diminuiscono del 34% le vittime rispetto all'anno scorso, ma aumentano gli investimenti di pedoni over 80 e i decessi fra gli under 30. Bilancio che appunto ha tracciato la provincia di Treviso e, come ci ricordava il nostro Cristian Arboit poco fa in collegamento, la signora di Cimadolmo di 79 anni non ce l'ha fatta ed è la 22esima vittima da inizio anno nelle strade della Marca.
Da gennaio a metà luglio sono 21 le vittime di incidente stradale nella Marca trevigiana, di cui 9 sono giovani sotto i 30 anni e 4 i cittadini over 80 che hanno perso la vita a causa di un investimento. Per la prima volta nessun ciclista. Sono i dati provvisori elaborati dall'Ufficio Statistica della Provincia di Treviso tramite il Centro di Monitoraggio Incidenti Provinciale in sinergia con la Prefettura e alle forze dell'ordine. Lo scorso anno, nello stesso periodo, le vittime erano state 32. Non si canta vittoria certamente, ma è un sensibile miglioramento. È un dato, ribadisco, sul quale non bisogna adagiarsi, ma in miglioramento rispetto al pari periodo dell'anno scorso. Complice probabilmente oppure frutto di un lavoro che deriva dal nuovo codice della strada, frutto del lavoro che sta facendo la provincia in termini di formazione, informazione, e a tal proposito ricordo il progetto che abbiamo vinto come UPI Veneto, un progetto finanziato per 100.000 euro che vedrà nel corso del prossimo anno 40 lezioni strategiche, organizzazione di drive camp, così come abbiamo già fatto in provincia di Treviso, il potenziamento del portale di monitoraggio provinciale, una campagna di comunicazione a fumetti sui rischi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti piuttosto che alcol. Gennaio, aprile e luglio i mesi più critici, con 4 vittime registrate in ciascun mese. La fascia d'età più coinvolta, quella dei giovani under 30, 9 le vittime ad oggi, ovvero il 43% del totale. E si conferma il maggior coinvolgimento anche degli over 80, 5 vittime, di cui 4 decedute per investimento stradale, una dinamica che risulta in lieve aumento. La fuoriuscita causata da distrazione e spesso dall'alta velocità resta comunque la prima causa mortale, soprattutto tra i più giovani e soprattutto sulle 2 ruote. La moto è un mezzo per circolare in strada che fa bisogno di un'attenzione più alta rispetto ai veicoli a 4 ruote, appunto perché i tempi di reazione magari possono essere diversi e anche i sistemi di protezione sono meno efficaci rispetto ad un'automobile, e quindi l'invito è sempre quello di avere attenzione, di usare prudenza per chi guida la moto e cercare di essere proattivi nell'intercettare potenziali pericoli di terzi. Il consiglio è sempre lo stesso: attenzione alta, distrazione zero e condizioni psicofisiche ottimali quando si guida. E non ce l'ha fatta il 17enne padovano precipitato dal balcone mentre era in vacanza a Corfù con gli amici. Hanno sperato fino all'ultimo tutti quanti, i genitori, gli amici, i compagni di scuola e i professori, ma purtroppo dopo una settimana di agonia è morto Alessandro Bandarin Troi, il 17enne padovano, studente del liceo classico Tito Livio, precipitato da un balcone della casa vacanze che aveva affittato a Corfù insieme agli amici. Il decesso nella tarda serata di giovedì nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era arrivato il giorno prima con un volo sanitario. Ora per noi è il tempo delle lacrime e dell'abbraccio, è il tempo di stare vicini, di non perdersi di vista, di comprendere il dolore proprio e dell'altro che si esprime per tutti in modo personale e unico. Questo un passaggio del lungo messaggio d'addio scritto dal preside del liceo Tito Livio, Luca Piccolo, che si stringe al dolore dei genitori di Alessandro. Il 17enne era arrivato a Corfù per una vacanza con gli amici. La sera dell'incidente era l'ultima sull'isola greca prima del rientro. È precipitato dalla ringhiera del balcone al secondo piano, ha sbattuto la nuca su uno spigolo, una tragica fatalità, forse una distrazione. Il ragazzo potrebbe aver perso all'improvviso l'equilibrio. Negativi i test di alcol e droghe. Nonostante i soccorsi immediati, il suo quadro clinico era apparso fin da subito molto grave. L'ematoma esteso non ha consentito l'intervento chirurgico nemmeno dopo il rientro a Padova. Un dolore immenso per i genitori che hanno fatto l'impossibile per riportare il figlio a casa per garantirgli le cure migliori. Nei prossimi giorni verranno fissati i funerali. Ora, come ha scritto il preside del liceo classico padovano, restano le lacrime, gli abbracci, i ricordi di Alessandro, che a settembre avrebbe dovuto iniziare l'ultimo anno, quello della maturità. E mercoledì vi avevamo raccontato dell'operaio vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro a Cartigliano e la notizia che il 49enne non ce l'ha fatta.
Dopo 2 giorni di agonia nel reparto di rianimazione al San Bortolo di Vicenza si è spento Aldo Civillini, l'operaio di 49 anni vittima mercoledì scorso dell'ennesimo infortunio sul lavoro. L'uomo, dipendente dell'azienda Bodega di Cisano Bergamasco, aveva appena terminato di scaricare dei profili in metallo alla ditta Omo di via Montegrappa a Cartigliano e stava procedendo con le operazioni di fissaggio del materiale rimasto nel camion per poi ripartire. Sono stati titolari i fratelli Sabrina e Stefano Oliveto, con cui tra l'altro l'operaio aveva stretto un legame di amicizia ventennale, a trovarlo riverso a terra e allertare subito il 118. Da una prima ricostruzione l'uomo è caduto dal cassone finendo a terra e battendo violentemente la testa sull'asfalto. Non si esclude un malore all'origine della caduta. Ha lottato tra la vita e la morte per 2 giorni, ma le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. Parliamo ancora di incidenti sul lavoro, un grave infortunio quello di ieri. Nel primo pomeriggio a Cavaso del Tombo un operaio di 41 anni di origine albanese, dipendente della ditta Edil Coppole, è rimasto schiacciato contro il muro di una casa dal camion autogru alla guida del quale era arrivato sul posto. Erano da poco passate le 14 e l'uomo è arrivato con il camion in via San Pio X per la posa dei cavi della fibra ottica. Sceso dal mezzo aveva cominciato a lavorare quando all'improvviso il mezzo si è mosso schiacciandolo contro il muro di una casa. Subito è scattato l'allarme sul posto. I sanitari del 118 che hanno trasportato il 41enne con l'elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'uomo ha riportato diverse fratture e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri tecnici dello Spisal che ora indagano per accertare le cause dell'infortunio. E sono giornate nere sulle strade della Marca, sono giornate nere per tutto il Veneto, anche per quanto riguarda gli infortuni, lo abbiamo visto, non mancano invece gli infortuni legati ad escursioni in alta montagna e in alcuni casi anche le morti, perché è stata ritrovata senza vita l'escursionista malese dispersa dal pomeriggio di 2 giorni fa nella zona di Croda del Becco a nord di Cortina d'Ampezzo. La donna è morta precipitando per un centinaio di metri. Il servizio di Tiziana Bolognani. Le speranze di ritrovare in vita l'escursionista malese dispersa da ieri pomeriggio si sono spente nella tarda mattinata quando l'elicottero ne ha avvistato il corpo ai piedi delle placche della Croda del Becco, una delle cime più imponenti delle Dolomiti, tra il parco naturale delle Dolomiti di Ampezzo e le Dolomiti di Braies. Secondo la ricostruzione, la donna, dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese della montagna, era arrivata sulle ripide placche lisce, precipitando per un centinaio di metri, finendo all'interno di una fessura. Sono state ore di grande angoscia per l'amica dalla quale si era separata per concludere la sua escursione. L'escursionista malese, 60enne, aveva inviato un messaggio all'amica scrivendole che aveva perso la strada del ritorno e aveva bisogno di aiuto. La macchina delle ricerche si è mossa subito con uomini e mezzi, elicotteri e droni con termocamere per proseguire nella notte e riprendere alle prime luci dell'alba con sorvoli e perlustrazioni anche con unità cinofile. Determinante è stato il posizionamento del cellulare ricevuto dal gestore di telefonia mobile che ha consentito di circoscrivere la zona di ricerca. La salma dell'escursionista è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina. Alle ricerche, oltre al soccorso alpino di Cortina e della Guardia di Finanza, hanno preso parte anche i volontari di San Vigilio di Marebbe e della Pusteria, i vigili del fuoco e i carabinieri. Rimaniamo nel bellunese perché è arrivato il nulla osta per il funerale di Gaia De Gaulle, la 15enne morta martedì pomeriggio a Cesana Beach, travolta da un masso sul quale stava arrampicando. La magistratura ha dunque concluso gli accertamenti finiti nel fascicolo di indagine aperto per omicidio colposo, per ora senza indagati. La cerimonia funebre si svolgerà lunedì mattina alle 10 nella chiesa arcipretale di Lentiai di Borgo Valbelluna, da dove proseguirà per la cremazione. La famiglia ha reso noto che chi vorrà portare il proprio saluto a Gaia potrà farlo alla casa funeraria Gelisio di Belluno oggi domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Comune e parrocchia hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia.
Siamo nel Padovano, la polizia ha arrestato un pluripregiudicato di 32 anni per rapina, resistenza, spaccio. L'uomo era evaso ai domiciliari per andare dalla ex compagna. La donna si rifiuta di vederlo e lui si ubriaca e chiama il 113. È stato lui stesso a chiamare la polizia sotto l'effetto dell'alcol dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Ai poliziotti ha raccontato i suoi problemi di coppia prima di essere nuovamente arrestato. In manette un 32enne pluripregiudicato per rapina, resistenza, pubblico ufficiale e spaccio. La volante della polizia la scorsa notte è intervenuta nel quartiere di Città Giardino a Padova dopo la chiamata di un uomo in evidente stato di ubriachezza. L'uomo ha raccontato di essere evaso e di aver raggiunto la casa dell'ex fidanzata per tentare un riavvicinamento, ma lei si era rifiutata di aprire e così si era ubriacato e proprio davanti al bar è stato ritrovato dagli agenti che lo hanno arrestato per evasione. In passato il 32enne era stato arrestato per resistenza dopo essere stato beccato mentre guidava in stato di ebbrezza e con la patente ritirata da anni dopo un inseguimento con la polizia dove aveva tentato di investire un agente. Nel marzo del 2023 era stato invece arrestato per rapina e resistenza pubblico ufficiale e anche in quel caso nel 2024 era evaso da una comunità di recupero. Ora è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova. Siamo ancora nel Padovano. In poche settimane si era presentato più volte sotto casa dell'ex moglie tentando di entrare e minacciandola di morte. È stato arrestato. Mentre la figlia piangeva disperata dal balcone di casa, lui cercava di sfondare la porta dell'abitazione. Questa è la situazione che si sono trovati davanti i carabinieri di Vigo d'Arzare quando sono arrivati in un'abitazione della periferia padovana dopo una telefonata di emergenza fatta da una donna che vive all'Arcella. I militari hanno arrestato un cittadino moldavo con l'accusa di atti persecutori nei confronti della moglie e la presenza della figlia minore. L'uomo, che nel 2024 era già stato condannato per maltrattamenti, non accettava la separazione e pretendeva di entrare in casa. Non era la prima volta che si presentava cercando di entrare e minacciando di morte l'ex moglie qualora avesse avvisato le forze dell'ordine. La donna, in forte stato di ansia e paura, è stata portata in ospedale per le cure. L'uomo invece è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Continuiamo con la cronaca, questa volta che arriva da Treviso, nel quartiere di San Giuseppe, dove un giovane nigeriano barricato sul terrazzo di un appartamento con un coltello in mano è stato fermato grazie all'utilizzo di un idrante e del taser in dotazione agli agenti. Non voleva essere portato in carcere dopo che non era stato trovato in casa dove era ai domiciliari. L'idrante che spruzza acqua ad un giovane che urla sul poggiolo di un appartamento al primo piano. Paura ed incredulità a San Giuseppe. I residenti di un intero quartiere hanno assistito attoniti a quanto successo in un condominio di via Albertino da Corona. Un 26enne nigeriano è rimasto per ore asserragliato sul terrazzo di casa, in mano un coltello con il quale minacciava di colpirsi se gli agenti fossero andati a prenderlo. Per farlo desistere e consentire ai poliziotti di operare in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno azionato un idrante. L'acqua lanciata a forte pressione ha distratto il giovane, consentendo ad un agente di scavalcare il parapetto, ma per immobilizzare il 26enne è stato necessario utilizzare il taser. L'intervento dei colleghi dell'agente ha consentito di bloccarlo. All'origine del comportamento pare vi fosse l'opposizione all'arresto dopo che il 26enne ai domiciliari non era stato trovato in casa. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed una pattuglia dei carabinieri. Ancora la cronaca, siamo a Conegliano. 3 giovani di origine nigeriana sono stati denunciati per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale erano già stati pizzicati il 12 luglio scorso quando i militari del nucleo radiomobile della compagnia della stazione di Conegliano con il personale del NAS di Treviso avevano denunciato una 56enne residente proprio a Conegliano, titolare di un esercizio
esercizio commerciale cittadino, trovata in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish, oltre a una somma in contanti di circa 10.000 euro, per la precisione 9.650, ritenuta provento dell'attività di spaccio. All'interno dell'esercizio, infatti, nel corso dell'ispezione sono state trovate 7 confezioni di cellophane termosaldate contenenti marijuana per 7 grammi circa, nonché 24 confezioni di hashish di 50 grammi complessivi. I NAS avevano rilevato carenze strutturali igienico-sanitarie, con particolare riferimento alla tracciabilità di prodotti di carne e pesce per 150 kg che sono stati sequestrati. Il secondo episodio il 15 luglio scorso, che ha visto coinvolti 2 uomini rispettivamente di 32 e 35 anni, domiciliati a Conegliano anche loro, presso la cui abitazione sono state trovate eroina, cocaina, marijuana e hashish per un peso complessivo di oltre 11 grammi, oltre a bilancini di precisione, telefoni cellulari e una somma in contanti di 840 euro, tutti materiali e sostanze sono state sequestrate. Ancora nel Trevigiano, siamo a Treviso, proprio in città, perché aveva alloggiato tra gli stranieri che si erano accampati al parcheggio dell'Appiani il 28enne indiano espulso dalla Polizia di Stato nella giornata di 2 giorni fa. Il giovane, in Italia da 3 anni, aveva collezionato ben 10 sanzioni per ubriachezza molesta. Sanzionato 10 volte per ubriachezza molesta, un cittadino indiano di 28 anni, già noto per reati contro il patrimonio e resistenza pubblica ufficiale, è stato espulso dall'Italia dai poliziotti dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso, che lo hanno imbarcato su un volo per Nuova Delhi. Il giovane era entrato irregolarmente in Italia nel 2022. Arrivato a Treviso, era tra gli stranieri che alloggiavano al parcheggio Appiani, accampati nell'interrato tra materassi e sporcizia. Aveva provato a sanare la sua situazione presentando istanza di protezione internazionale, richiesta ritenuta infondata e quindi rigettata definitivamente giovedì scorso. In questi 3 anni di permanenza a Treviso è stato coinvolto più volte in episodi di disturbo e molestie, collezionando 10 sanzioni per ubriachezza molesta, oltre a diverse denunce per resistenza e per piccoli reati contro il patrimonio. Alla fine, su provvedimento di espulsione del prefetto, il questore Alessandra Simone ha disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero. Siamo nel Bassanese. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sergio Campana, storico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, attaccante del Vicenza e del Bologna, era conosciuto come l'Avvocato. Se n'è andato nella notte nella sua Bassano l'avvocato Sergio Campana, calciatore degli anni 50 e 60 con le maglie dell'Anerossi Vicenza e del Bologna e fondatore, assieme a Gianni Rivera e Sandro Mazzola, dell'Associazione Italiana Calciatori, il primo sindacato della categoria. Campana avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 1 agosto. Da qualche settimana era ricoverato in una casa di cura per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Grazie a lui, dichiara il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, esprimendo il cordoglio del mondo del calcio, i calciatori hanno avuto un ruolo sempre più importante. Presidente dell'Associazione Calciatori fino al 2011, Campana raggiunse l'obiettivo di far riconoscere agli atleti lo status giuridico di lavoratore. Con lui nacquero anche l'accordo collettivo, le assicurazioni sociali, la previdenza, l'indennità di fine carriera e l'abolizione del vincolo. Originario di San Nazario in Val Brenta, Campana mosse i primi passi da calciatore nelle giovanili del Cartigliano, diventando poi attaccante del Vicenza dal 53 al 59, guadagnando la promozione in Serie A. Passato per 2 stagioni al Bologna, vinse in maglia rossoblù la Mitropa Cup, laureandosi anche in giurisprudenza, titolo che gli valse, come per Gianni Agnelli, il soprannome l'Avvocato. Tornato al Vicenza, chiuse la carriera nel 67 con la salvezza dei biancorossi. Sergio Campana è stato presidente dell'Associazione Calciatori ininterrottamente dal 68 al 2011, passando il testimone a Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona. A Bassano ha fondato anche il Panathlon, portando il nome della città in giro per il mondo, assieme al suo grande amico Luigi Agnolin, uno degli arbitri più noti e rispettati a livello internazionale. Di lui il vice sindaco Mariano Scotton ricorda l'alta statura morale, l'arguzia e la lucidità che lo hanno reso una delle figure più rispettate nel mondo del pallone. Il funerale di Sergio Campana sarà celebrato martedì 22 alle 16 nella chiesa di San Francesco a Bassano. Così dunque dal Bassanese noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in diretta tra poco.
Eccoci tornati in diretta, interrompiamo per un momento la cronaca per collegarci con il nostro Lucio Zanato in ottima compagnia, devo dire. Lucio, dove ti trovi? Buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo sulle colline di Susegana, praticamente nella tenuta del castello di San Salvatore, ma quello che vi sto facendo vedere è una cosa davvero particolare, ovvero è il trattore senza conducente. Come vedete, anzi come vedi, qui abbiamo una serie di telecamere, una serie di sensori e questo è un trattore che praticamente lavora completamente da solo, nel senso che viene gestito dal satellite e venendo gestito dal satellite automaticamente può lavorare in tutti i livelli. In questo caso ad esempio fa la lavorazione di taglio dell'erba, però dietro possono montare qualsiasi tipo di macchinario e quindi fa tutto quello che farebbe un trattore con un operatore e fa tutto quello che diciamo farebbe un agricoltore a mano. Perché vi racconto questa cosa? Perché questa è l'agricoltura del futuro ed è un'agricoltura, adesso magari proprio lo facciamo partire perché è chiaro che la partenza deve essere data da un tecnico che sta comodamente in ufficio e che fa partire automaticamente praticamente la macchina. Vedi le telecamere gestiscono e i sensori, quelli bianchi, fanno in modo che tutto questo funzioni senza che ci siano problemi, cioè completamente in sicurezza. Ecco, vediamo il suo gemello che sta arrivando, vedete tutto questo in maniera autonoma e tra l'altro è già operativo perché se andate a Catron queste macchine lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è una delle innovazioni che il Condifesa ha portato qui sulle colline ma anche in pianura qua a Susegana. In questo caso vedete stanno facendo una serie di controlli, cioè di trattamenti per quanto riguarda la vite e tutto quanto in maniera completamente autonoma, nel senso che automaticamente lui vede, sente, capisce. Vedete come in questo momento stia rallentando perché automaticamente calcola quello che è l'angolo, guardate qua, come sta angolando da solo in guida completamente autonoma. Ovviamente lui ci sta sentendo e quindi mentre si sta muovendo le augelli non stanno spruzzando come avete visto e quindi è completamente tutto in sicurezza. Presidente Nadal, voi come Condifesa avete organizzato questa giornata, anzi questi 2 giorni di prove sull'agricoltura del futuro, perché? Ma perché noi vogliamo fare in modo che l'agricoltore non faccia fatica dove c'è tanta fatica di lavorare e lavori in sicurezza. Questa è l'agricoltura del futuro. Chiaramente l'innovazione ha un costo, oggi c'era presente la Camera del Commercio, c'era la Regione, la quale comunque entrambi ci aiuteranno a sostenere questa sostenibilità, perché qui andiamo a sostenere il territorio, l'ambiente e l'economia. Ecco appunto, poi tra l'altro l'altra notizia che vi voglio dare è che sta venendo fuori una sorta di emergenza per quanto riguarda i colli alti del Prosecco, ovvero le rive alte nella zona di Valdobbiadene, perché sempre più viticoltori stanno mollando per questioni di età e lì si rischia di non coltivare più. Lì purtroppo che sta andando avanti la passione e la tradizione e purtroppo però c'è fatica e c'è abbandono. Allora queste macchine, queste attrezzature riusciranno comunque a sostenere quella fatica, ma soprattutto quella passione e quella tradizione, sostituendo quel passato che era degli anziani che comunque lavorano ancora e dando continuità a quel territorio. Chiaramente bisogna lavorare su un modo strutturale con le amministrazioni per evitare che ci siano dei danni. Ecco, direttore Codato, questo significa maggiore sicurezza anche in viticoltura, perché se noi non abbiamo l'operatore andiamo su aree come quelle del Prosecco dove le bancolle sono molto strette, dove è facile ribaltarsi, questo significa sicurezza in viticoltura? Assolutamente sì, queste macchine sono state proprio ideate per le pendenze, il baricentro basso e l'assenza di operatore sono una soluzione a questi problemi. Ecco, quindi avete capito, torno a vedere un attimo la macchina per quanto riguarda l'andamento autonomo. Questo è il futuro dell'agricoltura. Ricordatevi che se non ci saranno queste macchine avremo problemi sia per quanto riguarda le bancolle sia per quanto riguarda in genere le colline e di conseguenza anche il patrimonio UNESCO, perché se non ci sono più le bancolle e le colline e soprattutto il Prosecco con la sua storia ritirano anche la certificazione UNESCO e proprio da qui parte una riflessione parte una riflessione sul futuro dell'agricoltura. A te la linea.
Questo spaccato sul futuro dell'agricoltura avremo modo nel corso della nostra prima edizione anche per parlare con il presidente dei giovani imprenditori della Confartigianato Veneto per capire quali sono le principali problematiche rispetto al, come già accennavi nel collegamento, a gestire una propria attività, le difficoltà che hanno adesso soprattutto i più giovani ad entrare nel sistema del mercato imprenditoriale e quali sono i fattori che frenano questa entrata. Sono dati di Confartigianato che poi dopo riusciremo anche a sviscerare insieme al nostro ospite Gianni Mezzalana. Insomma, noi adesso invece, come spesso accade, voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Mira, siamo in collegamento in diretta con la nostra Anna Maria Parisi perché è da poco finito il funerale di Jenny, la 41enne morta per un tumore, una body painter che al suo funerale ha voluto espressamente che tutti fossero vestiti di rosso. Anna Maria, vedo vestita di rosso anche te, buongiorno. Sì, buongiorno, un funerale decisamente diverso, dove è regnato su tutti la voglia di vivere, la voglia di riscattarsi tramite l'arte, tramite l'amore per l'altro. Così nei tantissimi messaggi che sono stati letti durante l'omelia anche dalle amiche di Jenny Corrò, 41 anni, che è tragicamente scomparsa a soli 3 mesi da quando le è stato diagnosticato il male. Un'omelia molto forte, impattante, visivamente molto emozionante, anche con le amiche del burlesque che la vogliono ricordare in questo collegamento. Buongiorno, vi presento la nostra maestra di burlesque Venezia, Francesca Vianello, che dirà lei qualche parola per Jenny. Insieme eravamo una forza e proprio perché eravamo insieme eravamo forti e siamo forti. Lei era parte del nostro gruppo, ci completavamo insieme. Felicemente imperfette, tutte con le nostre paure, le nostre sofferenze, i nostri limiti e insieme eravamo più forti e siamo più forti. Jenny era parte integrante di noi, era il nostro angelo sul palcoscenico, senza di lei non potevamo andare in scena. Il sorriso più bello. La nostra piccola, sempre sorridente, sempre felice, sempre piena di energia. E se superiamo questo momento è perché lo viviamo insieme. Ogni volta in camerino ci ricorderemo di lei. E prego. Questo è l'immagine di noi che vogliamo dare alla sua mamma e alla sua Maria. La figlia quindicenne. Sì, semplicemente colore e immagini. Perché tutte noi insieme, momenti in scena, momenti dietro le quinte. Noi non ho molte parole, non riesco a trovarle, però questo parla più di tutto il resto. L'avete descritta molto chiaramente, amorevolmente, vi ringrazio per questa vostra testimonianza, grazie. Jenny era un'artista conosciuta a livello nazionale e internazionale, tantissime le presenze qui oggi giunte da tutto il mondo e da tutto il Veneto, come le amiche body painter e la sua modella, eccola, Reira, vestita da angelo, e ce lo dice un'altra amica. Perché vestite da angelo? Sì, sono Elisa, sono la ragazza con cui Ge faceva team nei campionati italiani e le ali le aveva fatte lei. Le ali le ha costruite Gege e quando purtroppo è giunto il momento le abbiamo usate per un progetto che non era in programma. Però l'abbiamo celebrata con il colore come lei amava e ha riunito tutta Italia, le artiste italiane sono qui oggi e
perché era una persona che lasciava il segno, e quindi tutti coloro hanno avuto la fortuna di averla incontrata nel percorso sono state veramente persone molto fortunate. Noi siamo persone fortunate di averla incontrata, conosciuta, amata e aver imparato così tanto da lei, anche nel coraggio e nel momento di sofferenza, sempre con il sorriso, sempre a sdrammatizzare. La sua genuinità aveva sempre una parola buona, un pensiero positivo anche nelle cose peggiori, diceva sempre sorridete, e io che sono una persona molto nervosa, eravamo in contrasto ma comunque unite da questo suo modo genuino di essere, non ti giudicava mai, sapeva essere una vera amica in tutti i sensi. E sono molto onorata di essere stata la sua modella, perché lei si esprimeva tramite l'arte, quindi su di me dipingeva quello che sentiva, quello che era la sua storia, la sua vita, e quindi io ho potuto portare e vedere quello che lei sentiva, ed era veramente un universo di pensieri. E così l'hai accompagnata anche oggi per questo ultimo saluto, e con te tutte le amiche. Grazie per questa vostra testimonianza. E da Mira è tutto. Con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, Eddie. Grazie Anna Maria, grazie alle testimonianze, ai ricordi. Abbiamo visto come spesso anche i momenti più difficili possono essere vissuti in modi molto, molto diversi, e ci testimoniano sempre che insomma l'amore ha moltissime forme, e anche nelle situazioni brutte questo si trasforma. Continuiamo con la cronaca, voltiamo nuovamente pagina, ma rimaniamo a Venezia. C'è un appello che ha lanciato la CGIL dopo l'aggressione sull'imbarcadero di San Zaccaria. Dice che bisogna intervenire al più presto per tutelare turisti, sì, ma anche i lavoratori che ogni giorno prendono i mezzi. Non solo utenti, ma anche lavoratori sempre più spesso vengono colpiti da episodi di aggressione. Non è la prima volta che lo denunciamo. La denuncia arriva all'indomani dell'aggressione sull'imbarcadero di fronte all'Hotel Danieli a San Zaccaria, quando un turista spagnolo ha iniziato a gridare che gli avevano rubato il portafoglio. A quel punto la famiglia si è guardata intorno, notando un uomo dal fare sospetto e convincendosi che fosse un borseggiatore. Quindi l'hanno bloccato in un angolo, mentre nel frattempo sono giunti in soccorso anche 2 gondolieri. Ai carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo, spetta ora il compito di chiarire se a picchiare il presunto borseggiatore sia stato uno dei familiari del turista spagnolo o uno dei 2 gondolieri. Così come va accertato se effettivamente sia stato proprio quell'uomo a rubare il portafoglio. E intanto dal sindacato però arriva l'ennesimo appello. Servono maggiori politiche di controllo e prevenzione per la sicurezza di lavoratori e utenti che non possono ritrovarsi ad uscire di casa e non avere garantita la propria sicurezza. Per noi della FILT la sicurezza è e rimarrà sempre un punto fermo. Non ci sarà merce di scambio, si deve intervenire subito. Ancora a Venezia sono state confermate nell'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza le zone rosse nei punti considerati più sensibili tra Venezia, Chioggia e Jesolo. Si parla in particolare degli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, a partire dalla festa del Redentore proprio a Venezia, in occasione della quale saranno replicate le misure di sicurezza già disposte a Carnevale e a Pasqua. Lo stesso vale per Jesolo e Chioggia Sottomarina, dove nei weekend l'affluenza di visitatori cresce in modo esponenziale. Le zone rosse saranno attive quindi dal 18 al 20 luglio e poi dal 25 al 27 sempre del mese di luglio, dal 1 al 3 agosto e dall'8 al 18 agosto di quest'anno. E siamo collegati adesso con la nostra Vanessa Banzato. Un allarme, lo avrete sentito anche nei TG nazionali, i dazi di Trump all'Europa, dazi che spaventano non poco gli agricoltori. Siamo col presidente della Coldiretti di Vicenza, con noi Vanessa Banzato, buongiorno. Buongiorno a te Edi. Sì, mi trovo col presidente Coldiretti Vicenza Pietro Guderzo perché la questione dei dazi imposti dal presidente Trump stanno preoccupando e non poco il settore agroalimentare, nello specifico il settore del lattiero caseario. Mi diceva tra l'altro il presidente Guderzo che nello specifico voi vi trovate letteralmente tra l'incudine e il martello, perché sì, da una parte c'è la questione, la partita dei dazi, dall'altra c'è tutta quella questione che riguarda invece l'Europa.
Sì, per noi è una fase delicata. Da prestare molta attenzione, come abbiamo visto il presidente Trump è imprevedibile e sta dando le percentuali di dazi che sono particolarmente alte per il nostro settore e che andrebbero anche a colpire buona parte delle vendite in America. Da quell'altra noi abbiamo comunque un'Europa nella persona della von der Leyen che nel cercare come moneta di scambio una trattativa con Trump vuole andare verso un riarmo e questo riarmo finanziarlo purtroppo con i fondi che erano destinati all'agricoltura, che erano destinati alla produzione di cibo, e questa per noi è una cosa inaccettabile sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista etico. Sapendo anche tra l'altro quanto incide tutto il settore dell'agroalimentare nella nostra economia. Sì, l'agroalimentare è un asset strategico. In giro per il mondo c'è fame d'Italia, in giro per il mondo siamo conosciuti per il Made in Italy, e quindi andare a intaccare un qualcosa che comunque porta valore aggiunto alla nostra economia è deleterio non solo per il mondo agricolo, per gli agricoltori, ma poi per tutto l'indotto che si va a creare. Pensiamo alle filiere agroalimentari, pensiamo allo stesso turismo, no? Perché quando vai a vendere prodotti all'estero comunque migliori quello che è anche il nome dell'Italia nel mondo. Questa è una cosa che non possiamo accettare, ci siamo già mobilitati in Europa ma siamo pronti a rifarlo, perché andare a toccare queste risorse significa anche poi andare a intaccare il futuro anche di giovani aziende che si stanno approcciando a questo settore, che quindi meritano una dignità nel lavoro che portano avanti. Certo è che lei diceva anche che c'è molta incertezza ancora, perché sì, il presidente Trump ha imposto questo 30% di dazi, però domani non si sa cosa succederà. Diciamo che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere l'imprevedibilità del presidente Trump. Purtroppo non conoscevamo l'imprevedibilità della presidente von der Leyen, che purtroppo è passata da un ambientalismo estremista nel primo mandato a una situazione di riarmo bellico anche per aiutare insomma le aziende tedesche oggi. Questo per noi è una cosa che, ripeto, non sta bene se questo riarmo e insomma questa industria bellica la vai a finanziare toccando fondi agricoli, cioè costruisci le bombe a discapito della produzione di cibo. Questo a noi non va bene l'incoerenza anche della presidente von der Leyen che ripeto ha avuto questo passaggio dal green dell'ambiente al green color militare, scappava prima anche la battuta che non so se si confonde, produrrà i carri armati con la presa USB, questo non sta bene. Ripeto, bisogna investire di più in agricoltura perché il cibo è un'arma di pace, ma è anche a livello italiano un asset, ripeto, strategico che crea un indotto che penso che in questi anni lo abbiamo visto. Fermo restando che comunque anche nei confronti dell'America siamo anche pronti a diversificare le nostre produzioni, le nostre vendite, si sta lavorando anche bene anche con Grana Padano, col Canada avevo visto anche un aumento di vendite, quindi è un po' la nostra forza avere un valore aggiunto di prodotto che può essere diversificato nel mercato mondiale. Che è sempre la caratteristica proprio dell'Italia, tra l'altro, cioè il fatto di trovare in qualsiasi maniera trovare il modo per poter uscire da una situazione di crisi. Certo, è un po' la nostra forza, è stata anche una scelta lungimirante di 20-30 anni fa, quella di a livello agricolo non puntare, non appiattirsi sulle commodities e quindi sulle materie prime e giocarcela sul prezzo, bensì creare prodotti di valore aggiunto che in questa fase comunque possono dare una mano. Ricordo l'Italia, siamo in 60 milioni di abitanti, lo 0,74% della popolazione mondiale, quindi penso che spazio ce n'è. È vero che per cambiare le destinazioni di vendita di prodotti non lo fai dalla sera alla mattina, ci vuole un percorso, però insomma avendo una fascia medio-alta siamo anche sicuri che quello che perderemo magari dal mercato americano con un po' di sforzo, un po' di strategia, un po' di intelligenza riusciremo a recuperarlo in altri mercati. Insomma è di tutto il settore dell'agroalimentare e del lattiero caseario non intende assolutamente fermarsi di fronte a queste sfide che si trova ad affrontare dall'America da una parte e dall'Europa dall'altra. Da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, insomma è forte e chiaro il grido d'allarme degli giovani imprenditori agricoli e non solo, che si trovano a fronteggiare questa incertezza e quindi non sapere che strategie poter utilizzare, quanto e come produrre, quanto potranno esportare, come quindi organizzare il proprio lavoro. Incertezza che non fa bene ai mercati, non fa bene neanche alle economie locali, e la testimonianza del presidente Coldiretti di Vicenza
ce lo ha testimoniato anche in questa occasione. Continuiamo con la cronaca dalla Marca, siamo nell'Alta Marca in realtà, parliamo di furti, un raid nel mirino di una banda di nordafricani in diverse abitazioni. Siamo a Tarso, il proprietario si è trovato faccia a faccia proprio con i malviventi e ci ha raccontato quello che ha vissuto. 4 giovani nordafricani, fazzoletti in faccia, in mano una mazza ed un piede di porco. Prima hanno fatto irruzione in questa casa disabitata perché la proprietaria, un'anziana, da qualche tempo è ospite in una casa di riposo. Hanno messo tutto a soqquadro, violando gli affetti e i ricordi della donna. Poi si sono diretti nell'abitazione accanto dove vivono i parenti. Tanta rabbia, la paura forse no, perché avevo talmente questa rabbia che forse uno, se lo trovavo magari già dentro, uno lo avrei anche preso. Perché quella è la reazione. Preferisce non farsi riprendere, ma ci racconta quei momenti terribili, spiegandoci che questa è la terza volta che subisce un furto. L'intera zona è stata presa di mira da questa banda che agisce soprattutto di mattina. Probabilmente guardano le case dove non c'è magari nessuno, dove non vedono auto eccetera, pensano che le case siano vuote e cercano di fare il colpo. Le forze dell'ordine i carabinieri hanno già intensificato i controlli sul nostro territorio e stanno anche un po' monitorando determinati soggetti. I carabinieri sarebbero sulle tracce di questi 4 ladri, sembra tutti abbastanza giovani, sui 20 anni, che nell'ultimo periodo hanno imperversato a Tarso, San Michele di Feletto e Susegana. La rabbia del sindaco Boff. Il tema che si pone sempre è queste tante persone che arrivano sul nostro territorio nulla facenti e che non vengono sul nostro territorio per lavorare o per produrre qualcosa, poi si dedicano ai furti in abitazione, allo spaccio di sostanze e a volte sembra di essere razzisti quando si dicono certe cose, ma chi viene nel nostro paese per delinquere deve essere rispedito a casa propria. Il proprietario della casa è esasperato, qualcosa deve cambiare, così non è possibile andare avanti. I carabinieri fanno tutto quello che possono, ma poi questi soggetti tornano subito liberi. Qui bisogna cambiare totalmente politica, cambiare totalmente tutto, non c'è altro qui da fare, sennò qua va sempre peggio andrà. I 4 hanno desistito e sono fuggiti in questa direzione verso il cimitero, facendo perdere le tracce. L'appello del sindaco. Che molto spesso le nostre segnalazioni vengono lasciate alle pagine Facebook piuttosto che alle chat di WhatsApp, piuttosto che al controllo di vicinato. Quando vedete qualcosa di sospetto, una targa sospetta, dei comportamenti strani, non abbiate paura di chiamare i carabinieri, perché molto spesso noi ci troviamo con segnalazioni che ci arrivano 3 giorni dopo ai carabinieri. È chiaro che 3 giorni dopo non si può più far nulla. Non solo Tarso, anche Macerata nel mirino dei ladri, dove hanno approfittato della serata finale della sagra con i fuochi d'artificio e quindi spesso mascherati dai rumori, malviventi che hanno colpito 13 abitazioni tra furti tentati e quelli invece riusciti. Tutto il paese con il naso all'insù per ammirare i fuochi d'artificio per la chiusura della tradizionale sagra della Madonna delle Vittorie. Di questo hanno approfittato i ladri che martedì sera hanno preso di mira ben 13 abitazioni a Macerata sul Piave, tra via l'Europa, via 4 Novembre e via Piave. E così, dopo lo spettacolo, quando sono rientrati a casa, i residenti hanno trovato l'amara sorpresa: stanze sottosopra ed il furto, in 4 casi andato a segno, in altri 9 tentato. Sul raid indagano le forze dell'ordine, alle quali i proprietari hanno presentato denuncia. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini del sistema di videosorveglianza del comune che coprono gran parte del territorio, tutte le vie d'accesso a Macerata, oltre che edifici ed aree verdi pubbliche. Abbiamo 54 telecamere fisse, molte di queste sono multiottica, per cui sostanzialmente gli occhi che quotidianamente 24 ore su 24 controllano il territorio sono oltre una 70. Di queste 54 telecamere, 7 che sono state posizionate agli ingressi
stradali al nostro comune hanno il dispositivo della lettura targhe, il che significa che ogni autovettura che transita, la targa viene immediatamente registrata e queste immagini sono a disposizione sempre in tempo reale alle forze di polizia. La banda potrebbe dunque avere le ore contate, questo almeno sperano i cittadini e l'amministrazione comunale, che ha fatto un ulteriore investimento per implementare ancora di più la videosorveglianza. Già poco tempo fa gli occhi elettronici hanno consentito l'individuazione degli autori di atti vandalici. Uno in danno di un parco pubblico, è stata divelta una panchina, e un altro è stato preso a sassate, pertanto è stata rovinata un vetro della porta d'ingresso delle scuole elementari di Candelù. Grazie appunto alle telecamere di videosorveglianza pubbliche e di un privato siamo riusciti ad identificare in tempo veramente brevissimo gli autori di questo gesto. Un approfondimento legato alla difficoltà dei giovani imprenditori, ai giovani artigiani ad aprire delle proprie attività, subito dopo la pubblicità. Siamo tornati in diretta con la nostra prima edizione e, come anticipato poco prima della pubblicità, abbiamo un piccolo spazio di approfondimento con Gianni Mezzalana, presidente gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Veneto, che saluto e ringrazio per l'opportunità di questo collegamento. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi ci colleghiamo con lei perché da presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato abbiamo proprio prima sentito, anche seppur in un altro settore, i giovani della Coldiretti che sono andati fino a Bruxelles anche la settimana scorsa per protestare e esprimere le difficoltà che i giovani imprenditori e i giovani artigiani hanno nel affrontare un'attività in proprio, nonostante le capacità e lo studio che c'è dietro e la passione che c'è dietro a un'impresa che nasce dalle idee nuove e giovani. Infatti sono dati della Confartigianato proprio anche di Treviso che ce ne sono sempre meno di persone under 30 o comunque appena sopra i 30 che decidono di sostanzialmente aprire una partita IVA e mettersi in proprio. Quali sono queste difficoltà? Innanzitutto c'è da dire una cosa, che il percorso dei giovani imprenditori, diciamo, è cambiato in questi ultimi anni, nel senso che sempre più spesso prima il giovane va all'università, si laurea, poi acquisisce l'esperienza con tirocini, lavoro in azienda e solo successivamente, se ha disponibilità economica, decide di avviare la propria attività. E questo comporta che che questo avviene tipo a 30-40 anni e gli incentivi in Italia per l'imprenditoria giovanile sono riservati agli under 35 e già questo è uno scoglio importante. E se si vuole davvero incentivare la nascita di nuove imprese e garantire un futuro al tessuto imprenditoriale giovanile, ma comunque un futuro, bisogna creare un ecosistema che permetta appunto a questi giovani di mettersi in gioco, di farlo senza ostacoli inutili e specialmente l'accesso al credito, è quello il fondamentale. Quello che ci sta dicendo Gianni è che sostanzialmente rispetto ad altri paesi europei l'Italia stanzia poco per i giovani che decidono di fare impresa e soprattutto ha un sistema di credito e di business legato appunto ai giovani imprenditori che è legato a quasi 20 anni, 30 anni fa e non è mai cambiato. Sono cambiate le abitudini, sono cambiate le aspirazioni dei giovani, appunto come diceva lei, i ragazzi adesso quasi tutti prima di comunque entrare nel mondo del lavoro spesso e volentieri intraprendono un percorso universitario che ha i suoi tempi e che quindi rallenta un po' tutto, però durante l'università è chiaro che non si può, tranne casi eccezionali, creare già impresa perché mancano i soldi. Esatto. E io mi ero tirato giù qualche dato per far capire la situazione, diciamo, attuale, che è l'artigianato in Veneto in particolare, però anche in Italia, sta subendo un profondo mutamento, perché
Allora, il numero complessivo di lavoratori autonomi artigiani in Veneto è sceso a 146.000 unità, con un calo. Abbiamo perso... Ma ciò che preoccupa appunto non è solo questo calo. Scusaci, avevamo perso la sua linea, stavamo dicendo i numeri, un calo del 4,5% in un anno circa. Però non è tanto questo calo che è diciamo sistematico, che lo stiamo vedendo da diversi anni. Quello che preoccupa è che non c'è un ingresso delle nuove generazioni e quindi la metà degli artigiani, quindi 70.000 tipo unità, ha tra i 49 e i 64 anni. E la fascia 35-49, che invece tipo un decennio fa rappresentava il cuore pulsante del settore, la maggioranza, oggi è circa un terzo del totale, quindi sono molto pochi, e addirittura gli under 34 sono l'8,3% del totale, quindi pochissimi, e in 10 anni sono diminuiti del 46%. Certo, è molto legato questo all'inverno demografico che stiamo subendo, sicuramente è legato a questo, però comunque di giovani ce ne sono, e però giovani che decidono di intraprendere l'attività artigiana comunque sono sempre meno, e bisognerebbe puntare più su diciamo categorie o tecnologie che hanno una forte richiesta in questo periodo, che potrebbero essere quindi figure specializzate, come mi viene in mente tecnici informatici su tutte, telematici, delle telecomunicazioni, esperti in cyber security, bioedilizia, rigenerazione di macchinari, artigiani del benessere, e noi stiamo in Confartigianato stiamo guardando con interesse queste nuove nascite di nuove figure professionali, per tentare di dare una mano a questi giovani che non sempre prendono in mano il lavoro del padre, il lavoro di famiglia, o comunque dei lavori standard, diciamo, quelli che conosciamo noi come artigianato, però stanno entrando nuove figure professionali, e questo è un altro capitolo, un altro capitolo che riguarda anche la formazione, perché manca anche la formazione per quanto riguarda questi lavori. Per evitare, secondo me, una dispersione di sapere e know-how, bisogna creare una filiera generazionale di competenze che parta dalla trasformazione attraverso percorsi universitari, anche arrivi a dei tirocini, e che permettono ai giovani appunto di entrare nel mondo del lavoro. I giovani, c'è un falso mito che dicono che vogliono un posto fisso, una retribuzione sicura e del tempo libero. In realtà le nuove generazioni dimostrano di voler investire nella propria impresa, nelle imprese che creano loro, e spesso si ispirano ai propri genitori, ma comunque scelgono di puntare a queste nuove tecnologie, a questa ricerca, anziché ereditare totalmente e in un singolo, cioè ereditare l'azienda di famiglia, diciamo. E noi di Confartigianato abbiamo segnalato al sistema universitario la necessità di sviluppare questi percorsi professionalizzanti, che sono strettamente... Sostanzialmente quello che ci sta dicendo è che tanti giovani sono disincentivati proprio in partenza all'apertura di nuove piccole imprese, anche perché noi ricordiamo che l'artigianato consiste in i mestieri più disparati, dai parrucchieri agli estetisti, ma come abbiamo visto anche nelle nostre immagini, a piccole sartorie, o comunque quelle piccole aziende che adesso però spesso sono anche fagocitate da grandi multinazionali. Sì, in realtà diciamo la differenza, l'artigiano non è tanto fagocitato dalle multinazionali, perché anche il tessuto territoriale nostro storicamente è sempre stato creato da piccole imprese anche addirittura individuali, e non stiamo parlando del mastro Geppetto o del falegname che batte col martello e i chiodi. Le aziende artigiane adesso sono innovative, molto innovative. Basti pensare anche a tutte le aziende artigiane dell'informatica
che lavorano con l'intelligenza artificiale, per intenderci, ce ne sono tantissime, mi viene in mente che a proposito di questo, di integrare, diciamo, nella formazione anche un discorso legato all'artigianato, lo scorso maggio a Padova c'è stato un convegno Artigiani IA in cui veniva presentata una laurea in intelligenza artigiana. È stato quindi avviato un percorso praticamente per istituire la prima laurea di scienze dell'artigianato dedicata a formazione economica, manageriale e per le imprese artigiane. È un progetto molto significativo che vede però come alleati degli alleati molto grandi e importanti come il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università e Confartigianato. E questo secondo me è un bellissimo punto di partenza per cambiare un po' il paradigma che si sta fissando nella nostra attuale economia, ecco. Degli spiragli, delle prospettive che stanno andando nella direzione giusta e l'adattamento ai tempi che corrono. Esatto. L'auspicio qual è? Non so se mi sente, ci sono un po' di problemi, non so se sentite il ritorno della mia voce, comunque quello che volevo chiederle è qual è l'obiettivo, qual è l'auspicio di voi giovani artigiani. L'obiettivo di noi giovani artigiani sicuramente è avere un futuro e coltivare le nuove generazioni affinché abbiano una cultura artigiana. Infatti noi di Confartigianato ci stiamo spendendo per andare nelle scuole a insegnare proprio come diventare un artigiano, perché non è che purtroppo non te lo insegnano questo a scuola, e quindi bisogna puntare su prima far conoscere l'artigianato, perché c'è ancora purtroppo il concetto che l'artigiano è appunto, come dicevo prima, il mastro Geppetto, quello di Pinocchio che fa i burattini con legno, che per carità sicuramente è artigiano, però l'artigiano è molto altro. Quindi prima far conoscere l'artigianato ai giovani e dopodiché quando sono un po' più cresciuti condividere con loro un percorso per insegnargli a diventare artigiano, insegnargli ad aprire un'impresa, e stiamo collaborando con degli istituti tecnici e altri istituti per portare questa cultura all'interno dei giovani. Solo così potremo avere dei giovani che entrano ancora nel mondo artigiano e si affacciano ancora in questo mondo artigiano, e quindi tentare di svecchiare quello che è il trend che dicevo prima, che purtroppo solo l'8% degli artigiani sono under 35. Per il percorso sostanzialmente per cui si apre un'impresa artigiana, collaborare con scuole, università, l'aiuto indispensabile della politica, questo per superare tutte le difficoltà legate principalmente alle questioni burocratiche e di credito per i giovani artigiani. Grazie a Gianni Mezzalana, presidente gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese del Veneto, per questo spaccato su questo mondo di cui magari si conosce e si parla ancora troppo poco. Grazie. Grazie a lei e a presto. Io adesso chiedo alla regia Simone Merlo e Marco Galeazzo, che ringrazio, di farci ascoltare Paolo Zabeo della CGA di Mestre, lo studio della CGA che parla di dazi, e sentiamo cosa ha da dirci. Le imprese del Veneto pagano 42 volte in più di tasse rispetto ai giganti del web, che anche in Italia fanno profitti miliardari, ma le imposte continuano a pagarle nei paesi a fiscalità di vantaggio. Non solo. Nell'ultimo G7 tenutosi in Canada nel mese scorso, l'amministrazione Trump ha sottoscritto un accordo dove i colossi tecnologici americani non saranno più sottoposti alla Global Minimum Tax. Insomma, la situazione ci è sfuggita di mano. Se da un lato gli Stati Uniti cancellano le tasse alle loro big tech, dall'altro impongono alle nostre esportazioni dazi spaventosamente elevati.
È evidente che Bruxelles deve continuare a negoziare con Washington sino all'ultimo minuto disponibile, ma se entro il prossimo 1 agosto non si otterrà un compromesso ragionevole, bisognerà mettere mano a controdazi e a misure sanzionatorie nei confronti delle big tech americane. Torniamo con la cronaca a Padova per un blitz dei carabinieri del NAS nel centro Ingrosso Cina, nella zona industriale della città. Capi di abbigliamento e accessori di bigiotteria venduti nei vari negozi all'interno del centro Ingrosso Cina sono stati passati al setaccio dai macchinari sofisticati dei carabinieri del NAS di Padova per accertare o meno la presenza di sostanze nocive come nichel e piombo. Durante i controlli è emerso che molti capi di abbigliamento intimo, sia per donna, uomo e bambini, presentavano delle sostanze pericolose per la salute. Tutto il materiale del valore di 150.000 euro è stato ritirato dal commercio in attesa delle analisi che verranno eseguite nei laboratori del nucleo antisofisticazione. Durante i controlli all'interno del centro Ingrosso Cina sono stati anche individuati 2 lavoratori in nero. L'attività commerciale è stata temporaneamente sospesa. Abbiamo sentito prima che nel Trevigiano soprattutto i ladri e i malviventi approfittano delle sagre che fioccano nei nostri piccoli borghi, nei nostri piccoli paesi in questo periodo, tant'è che la polizia locale del Campo San Pierese ha intensificato i controlli proprio durante queste manifestazioni. 6 serate di eventi presidiati dai controlli della polizia locale del Campo San Pierese a Borgorico in occasione della 48esima edizione della Sagra del Pomodoro. Martedì sera una persona ubriaca che stava molestando alcuni partecipanti è stata allontanata dalla festa. Mercoledì sera invece un ragazzo è stato segnalato mentre cercava di disfarsi di alcune dosi di hashish. Controlli della polizia locale anche a San Michele delle Badesse, dove un gruppo di giovanissimi si è dato alla fuga alla vista della pattuglia. Sul posto sono state rinvenute e sequestrate delle dosi di cannabis abbandonati dai giovani durante la fuga. Ennesimo raid vandalico a Cima d'Olmo con protagonisti dei giovanissimi. Sono muniti di mantello, entrati in un'abitazione in fase di ristrutturazione. Esasperato il sindaco che dice che dopo aver incontrato le famiglie queste non hanno dato riscontro. Stamattina è partita una lettera ai carabinieri in quale forniranno in ausilio quei servizi sociali di dare i nominativi dei ragazzi, perché voglio che venga scritto, e di là interverranno i servizi sociali. Ora cerchiamo di aggiustarlo con la maniera che ci consente la normativa. Si fa sul serio a Cima d'Olmo dopo il raid vandalico che ha interessato la casa del consigliere comunale Roberto Perin, un immobile storico in fase di ristrutturazione. È qui che armati di martello sono entrati in azione verso le 9 della sera 5-6 ragazzini, e non è affatto la prima volta, anzi questa abitazione è diventata con il tempo una sorta di sfogatoio. Sono 2 mesi e mezzo che entrano. Allora ho chiamato la ditta di fare i serramenti perché ancora non erano pronti e mi ha pannellato tutta la casa, l'ho chiusa, l'ho sigillata. Non contenti, l'hanno presa a scarpate, hanno spaccato la casamatta e sono riusciti a buttarla giù. E poi cosa hanno combinato? E dopo hanno preso un martello di quelli là, sono saliti qua. La prima cosa che gli è parsa simpatica è scheggiarmi una colonna qua con la martellata. Vuoi una volta, vuoi 2 volte, i danni ammontano a migliaia di euro. Quello che è certo, oltre all'esasperazione, è che si tratta dei soliti noti che hanno colpito anche altrove, mettendosi in condizioni di pericolo. Ma addirittura in certi fatti che hanno commesso rischiano anche la vita, perché hanno fatto alcune manomissioni di un quadro elettrico e tutto che gli è andata bene. Lo stesso sindaco Ministeri ha incontrato i genitori pure nel recente passato e gli effetti non sono stati quelli sperati. A parte che con alcuni genitori mi sembrava loro che dovevano andare a pranzo, quindi come se fosse stato disturbato. Un altro genitore dice che il sindaco li sta tartassando, ci sta creando problemi. Ma un sindaco cosa deve fare? Deve dare la possibilità ai 5 ragazzini di razziare un paese e di creare caos. Non funziona così il meccanismo. Partono, vanno in automatico e dopo non si fermano più e poi le devi subire per una vita, quindi e ti rovini il futuro. Questo è. Questo è il messaggio per le famiglie? Sì, che siano presenti. Siamo nel Bellunese con gli aggiornamenti che arrivano dall'Alemagna. Il Cadore così va velocemente verso un ritorno alla normalità. Strada 51 dell'Alemagna che resta chiusa di notte, di giorno invece tutto sembra scorrere tranquillamente.
Le ruspe lavorano ai margini della strada, ma la 51 di Alemagna non solo è percorribile, ma il transito ora è concesso dalle 6 di mattina alle 21 di sera, con un'ora in più di apertura, preziosa per chi, soprattutto nel commercio, lavora a Cortina d'Ampezzo. Presumibilmente alle 8 di sera magari i negozi chiudono, le attività chiudono e quindi hanno il tempo per tornare a casa senza disagi, senza percorrere quella strada lunghissima che significa Passo Tre Croci, Auronzo e rientrare in centro Cadore. Insomma, ecco, almeno questo è un risultato importante. Sperando non ci debbano essere altre chiusure, si governa la situazione attuale e i residenti lo fanno con abbastanza serenità. Assolutamente nessuna preoccupazione, sono nato e vissuto qua, so esattamente com'è la situazione. L'altro giorno ero sulla cengia del banco che esattamente mettiamo ancora a controllare, quindi nessuna preoccupazione da questo punto di vista. Sto pensando a tutti gli operai che qualche piccolo disagio ce l'hanno avuto. Ora la situazione si sta migliorando, vista sia l'apertura mattutina anticipata che la chiusura posticipata la sera. Però sto pensando a tutte le manifestazioni che verranno fatte a Cortina, a cui difficilmente la gente della valle riuscirà a partecipare. Stessi toni anche da parte dei turisti che già affollano numerosi la località cadorina. Un po' di paura, ma ci si fa anche un po' il callo, l'importante è che non ci siano vittime e che chi deve prendere decisioni si preoccupi della sicurezza innanzitutto. No, soltanto difficoltà, non si va a Cortina, per il resto non c'è problema. È il primo giorno, arrivati adesso, per cui no, direi di no. Per il momento a noi è sempre andata bene, veniamo su da Conegliano e volevamo andare qualche giorno a Cortina, un giorno era aperta, un giorno era chiusa, ma sì, è andata anche bene per noi. Turisti o residenti? Turisti. Ha avuto problemi, paura, difficoltà per via dei disagi con la strada o no? No, fortunatamente no. Tutto a posto? Tutto a posto, la strada era aperta, siamo passati senza problemi. Così dunque dal bellunese ci spostiamo invece nel veneziano, perché la giunta comunale ha adottato il piano urbanistico attuativo che consentirà al vecchio nosocomio abbandonato e chiuso nel 2003 di diventare un parco tecnologico per la ricerca scientifica. Approvato in giunta il piano urbanistico attuativo dell'area dell'ex ospedale al mare. Tra poco quindi ci saranno tutti gli strumenti urbanistici per procedere con i lavori. La definizione di questo piano avverrà a settembre e quindi da quel momento in poi si potrà partire con i lavori. Una grossa svolta per il Lido di Venezia, una riqualificazione in un'area degradata e tutto questo grazie sicuramente al privato ma all'intervento del Comune che ha voluto fortemente questo progetto. Decolla finalmente il progetto di riconversione e rilancio dell'ex ospedale al mare Lido di Venezia, grazie al magnate e imprenditore tedesco Frank Gotthard, uomo di grandi visioni, innamorato del Lido di Venezia, dove ha anche preso casa il glorioso ex nosocomio, chiuso e abbandonato da lontano 2003 senza più alcuna funzione, diventerà un parco tecnologico ultramoderno dedicato alla ricerca scientifica e farmaceutica. La giunta comunale ha approvato il piano urbanistico attuativo dell'intervento. Probabilmente così già da novembre di quest'anno potranno essere aperti i primi cantieri. L'imprenditore Emiliano Biracu, che sta sostenendo un importante master alla scuola di comunicazione politica di Howard in America e ha tanti progetti in serbo per il Lido, commenta così questa svolta. Parliamo di un'area simbolica che per troppo tempo è rimasta ferma in uno stato di abbandono e incertezza. Vederla oggi al centro di una progettualità che punta su medicina, tecnologia e ricerca è un segnale incoraggiante, non solo per la riqualificazione fisica di un luogo storico, ma per l'idea di un Lido che può tornare a giocare un ruolo attivo nel futuro della città. Saranno previsti circa 600 nuovi posti di lavoro, forse anche più, solo sull'ex ospedale al mare. Puntare su cultura, salute e innovazione come leva per una rigenerazione autentica e per un futuro più equilibrato e sostenibile del Lido è la vera via maestra.
E ritorniamo nel Bellunese perché è stato raggiunto l'accordo per salvaguardare il liceo linguistico di Auronzo grazie alla sinergia tra soggetti pubblici e privati che ha visto la provincia come capofila. Palazzo Piloni metterà a disposizione un finanziamento di 48.000 euro a cui si aggiungono 100.000 euro garantiti per metà dal consorzio BIM e la parte restante suddivisa fra le unioni montane Centro Cadore e Comelico e il comune di Auronzo. Un soggetto privato garantirà altri 80.000 euro necessari all'operazione. I finanziamenti consentiranno la prosecuzione dell'offerta formativa per l'anno scolastico entrante, mentre per il successivo il settore del liceo linguistico confluirà nell'offerta dell'Istituto Fermi di Pieve di Cadore. Lunedì prossimo si svolgerà un incontro con i genitori degli studenti per spiegare tutti i dettagli dell'accordo. Ed è l'assessore Bressa che ha inaugurato ieri mattina in via Pelosa, siamo nel Padovano, il Parco Giochi Fiordaliso, un'area verde attrezzata per i più piccoli. Una riqualifica all'insegno della sostenibilità insegnata anche ai bambini grazie alla realizzazione di nuove giostre tutte in legno. Ecco la nuova versione del Parco Giochi Fiordaliso inaugurato in via Pelosa nel quartiere Cave a Padova. Una zona verde con area attrezzata per i più piccoli, riqualificata anche grazie al contributo dei cittadini, visto che la consulta di quartiere 6A ha partecipato con l'investimento di parte delle risorse del bilancio. Nel parco, che si trova dietro la sede del quartiere, sono state installate per la prima volta in città 3 nuove giostre in legno. Sono state realizzate con un materiale che è la robinia, quindi un legno, ed è quindi questo un progetto pilota con il quale introduciamo per il Comune di Padova la realizzazione di aree giochi che sono particolarmente attente all'ambiente proprio perché viene utilizzato questo materiale che non ha bisogno di impregnanti chimici, che è realizzato perché sia assolutamente sicuro anche per il gioco, senza schegge, senza impurità. E si chiude con questa notizia, la prima edizione dei nostri telegiornali, appuntamento ovviamente a quelli della sera, la programmazione del pomeriggio della nostra rete, subito dopo la sigla, come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.